Amici di Penalty d'Estate, ben ritrovati ancora una volta direttamente dal Mama Sì di Aci Castello. Un'altra puntata dedicata al calcio dilettantistico, al suo gossip, ma soprattutto al suo calciomercato. Però prima, come al solito, di iniziare con la puntata, il sommario, e lo facciamo subito con la nostra Paola Parisi. In questa terza puntata per le interviste frizzanti c'è con me l'allenatore Carlo Breve. Guardate. Grazie come al solito alla nostra bellissima Paola Parisi, e adesso scopriamo quella che sarà invece la presenza della nostra Federica all'interno della puntata odierna di Penalty d'Estate. Terzo appuntamento con Caffè Freddo nell'ambito di Penalty d'Estate. Abbiamo intervistato per voi il direttore sportivo del Paterno Calcio, Anthony Vella. E dopo Federica sentiamo un po' cosa ha da dire il nostro Giampaolo Monti e le sue bombe. Le notti non finiscono mai, così quelle delle bombe Monti, è un continuo, e quindi vi dico Penalty d'Estate e le bombe Monti. Beh, insomma, sarà ancora una volta una puntata scoppiettante con tante news dal mondo del calcio dilettantistico. Per iniziare però scopriamo insieme la location del Mama Sì di Aci Castello. Per questa terza puntata di Penalty d'Estate ospitiamo qui in questa bella location del Mama Sì di Aci Castello il presidente del calcio femminile catanese, lo possiamo dire ad alta voce, ovvero Giuseppe Rapisarda. Ciao Giuseppe, ben trovato. Voglio subito parlare con te proprio sul calcio femminile, che ultimamente con l'avvento del calcio Catania in Serie B, insomma, ha allargato un po' le vedute di questo calcio tutto al femminile. Però sappiamo bene, come del resto in gran parte delle società del calcio dilettantistico, le difficoltà che esistono economiche per addirittura iscrivere la squadra in Serie B. Assolutamente sì, intanto grazie dell'invito Ettore in questa splendida cornice del Mama Sì. È vero, hai detto delle verità, cioè nel senso che si è riscoperto a Catania, perché Catania, non lo dimentichiamo, a livello di calcio femminile ha anche vinto negli anni passati uno scudetto in Serie A. Qui parliamo, ahimè, di Serie C, di una promozione in Serie B, e delle difficoltà che vi sono, perché ho trovato, quando mi è stato chiesto di interessarci tutti quanti di questa società, ho trovato sostanzialmente un mister, delle atlete stupende a cui la Serie C stava già stretta. Lo dimostrano i punteggi roboanti con i quali liquidavano gli avversari di giornata 6-0, 8-1 e via discorrendo. Il problema è che non avevano una società alle spalle, e quindi dal 25 maggio, effettivo data del mio ingresso nella società, ho cercato
di darmi da fare, ho cercato di strutturare una società, però il campionato di Serie B è un campionato nazionale rispetto a quello di Serie C, che è a livello ancora regionale, e credo che il passo probabilmente sia al di là delle potenzialità mie e dei miei collaboratori, perché occorrono, tu lo sai perfettamente perché sei maestro del calcio dilettantistico, hai curato anche e mi hai consigliato in ordine proprio alle trasferte e alle avversarie che il Catania femminile ritroverebbe in Serie B. Abbiamo trasferte nelle Marche, nel Lazio, in campo Con dei costi. con dei costi non semplici, anzi io ricordo, insomma, insieme abbiamo anche previsto quale sarebbe stata la spesa. Insomma, al di là dei costi di iscrizione, noi andiamo incontro a un campionato che ruota attorno ai 50.000 euro, troppi per una società dilettantistica che muove i primissimi passi. Vedremo in queste giornate se riusciamo a convogliare attorno al nostro progetto entusiasmo e soprattutto un apporto in tema di sponsorizzazione che ci consente di fare la Serie B. Se no, come ho detto dall'inizio del mio insediamento, provvederemo a strutturare una società che gradualmente ponga le basi per esserci e per poi in un anno di gestazione, di consolidamento. Diciamo una forma di stabilità probabilmente. Esattamente, il termine è quello efficace e corretto, Ettore, una forma di stabilità che poi ci consenta di pensare alla Serie B con maggiore serenità e programmazione rispetto a questa corsa contro il tempo che abbiamo fatto proprio in questo lasso di tempo anche con te. Allora, per parlare di calcio dilettantistico bisogna parlare anche di passione, nel senso che comunque è anche vero che molte società nascono con la passione di alcuni dirigenti, di alcuni presidenti, però dall'altra parte c'è la mancanza quasi assoluta di sponsor pronti a sposare probabilmente un calcio forse poco abbagliante come è invece quello dei professionisti. Dici un'assoluta verità, Ettore, nel senso che noi l'ho visto per le squadre nostre competitrici, parlo della mia squadra del calcio Catania femminile, hanno tutti sponsor di livello nazionale. Qui voglio dire, non solo nel catanese, ma la realtà, parliamo della realtà lato sensu intesa proprio regionale siciliana, abbiamo dei grandissimi problemi di sponsorizzazione. Proprio durante la premiazione della tua fortunata trasmissione penalty, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio diceva, da te invitato, insomma ci sono 4 briciole, ecco questa metafora mi ha colpito, 4 briciole, 40 società su queste 4 briciole. Io ho trovato un mercato di sponsorizzazione già saturo, cioè le società catanesi avevano già attinto a quel poco che si riesce a trovare. Ma non funziona così, perché il calcio dilettantistico è fatto di passione, non è fatto di grandi imprenditori e di grandi finanziamenti. Se manca quel tessuto di piccole e medie imprese, anche artigiane, che come dire fanno promozione dei loro marchi, della loro attività, dei loro prodotti attraverso noi, è chiaro che viene a mancare quel collante che invece consente al calcio dilettantistico da Roma in su di primeggiare rispetto al nostro, quindi dici bene. Abbiamo parlato dunque anche di calcio femminile all'interno della nostra trasmissione, però parola adesso ad una donna di penalty d'estate, ovvero Paola Parisi. Affittiamoci un canotto e prendiamo il largo verso il mare blu. Oh cara, remo un po' io, remi un po' tu. Ben arrivati all'angolo del gossip, chiamiamolo così, un angolo un po' più frizzante. Sono qui con Carlo Breve, allenatore di calcio, al quale chiedo un po' di cose estive. Cominciamo con la vacanza ideale. Cosa si fa quest'estate, Carlo? Diciamo che mi trovi già molto pronto, perché sono appena tornato dalla vacanza a Lampedusa e quindi vorrei consigliare a tutti i siciliani di non cercare delle mete troppo lontane, perché qui vicino abbiamo dei luoghi fantastici e Lampedusa è veramente un paradiso marino. Bene, quindi posto consigliato Lampedusa.
Sì, in questo momento vengo da una settimana di mare stupendo e quindi lo posso consigliare a tutti. Bene, indaghiamo un po'. Cosa deve avere una donna per colpirti, per piacerti? Una donna deve essere soprattutto molto femminile, quindi la femminilità e l'eleganza fanno parte delle caratteristiche che deve avere una donna per colpirmi. Ma la bionda o l'amore? Diciamo che le bionde hanno sempre avuto un fascino particolare nella mia vita. In questo momento la mia compagna è una splendida bionda e quindi ha i canoni, diciamo, perfetti. Bene, quindi l'hai già trovata, non cerchiamo più, la salutiamo. No, non cerchiamo più. Non cerchiamo più. Stiamo bene come stiamo. Senti Carlo, hai 3 desideri a disposizione. Non mi dire le solite cose, la salute sì, lo sappiamo. 3 cose impossibili che ti piacerebbe avere. 3 desideri. In questo momento diciamo che andiamo sul professionale, mi piacerebbe tornare presto ad allenare una squadra, che insomma è quello che è la mia vita da sempre, quindi in questi anni ho fatto sempre bene, quindi diciamo che meriterei di ritornare presto su una panchina. Bene, questo è il primo desiderio. Altri 2. Dai, osa. La stabilità scolastica, perché sono entrato in ruolo da poco, ma la mia cattedra in questo momento è a Verona e quindi desidererei ritornare a lavorare nella mia terra. Credo che sia lecito per un quasi cinquantenne lavorare vicino casa e non doversi sorbire 10.000 km di distanza. Terzo. Dai, osa di più, qualcosa di pazzesco, dai. Di pazzesco. Diciamo che mi sarebbe piaciuto essere all'evento musicale dell'anno al Modena Park a vedere il concerto di Vasco Rossi. Senti, caro Carlo, chi è il calciatore che ammiri di più, chi ti piacerebbe allenare? Diciamo che ho avuto la fortuna di allenare grandi calciatori, da Cristian Riganò a Peppe Madonia, a Cristian Caccetta. Secondo me negli anni in cui ho visto calcio io mi sarebbe piaciuto allenare Ronaldo, il fenomeno dell'Inter. Secondo me è il più forte di tutti in assoluto. Oggi direi che il Ronaldo del Real è il giocatore senz'altro, secondo me, più forte di tutti, insomma, in questo momento, quindi sempre Ronaldo. E l'ultima domanda che ti voglio fare: cosa vuoi fare da grande? Da grande voglio stare dentro un campo di calcio a insegnare calcio ai miei ragazzi. Quindi calcio. Faccio calcio da quando avevo 5 anni e quindi il calcio ce l'ho dentro le vene, dentro le viscere, quindi quello che sogno di fare da grande è proprio stare dentro un campo di calcio e insegnare calcio. Bene Carlo, io ti do il mio in bocca al lupo, buona estate e adesso passiamo alla linea Ettore e Giampaolo. E come al solito, quando parliamo di calciomercato qui a Penalty d'estate, parliamo con il personaggio del calciomercato dilettantistico, ovvero il nostro Giampaolo Montineri, che salutiamo. Ciao Giampaolo. Buongiorno. Ma tu non vai mai a mare? Siamo al mare. Sì, ma in questa occasione però dico tu non vai a mare. Il bagno di notte. Mi piace molto il mare notturno, non quello di giorno. E poi io di giorno dormo perché le bombe esplodono la notte e quindi automaticamente in qualche modo devo recuperare. Giusto. Tu immagini io con i piedi a mollo, il telefonino in mano e lancio le bombe dal mare. Sì, Sono le classiche bombe d'acqua. Ma la cosa più brutta è immaginarti in costume, che è ancora più drammatico. No, io vado anche al mare con la t-shirt a manica lunga, con il costume 3/4 e fin quando non sono in acqua non tolgo la maglietta. Bene, ok, e siamo in 2 perché anch'io insomma con il mare ho un rapporto particolare. Parliamo invece di questo calciomercato che ancora una volta... Ti racconterò il rapporto col mare, 2004, un giorno te lo racconto. Vabbè, me lo racconterai dopo. Dicevo, parliamo di questo calcio dilettantistico che ormai è entrato prepotentemente anche sui social, con le notizie di giocatori che firmano, giocatori che vorrebbero andare in una squadra anziché in un'altra, giocatori che fanno anche gossip. Parliamoci pure, è diventato ormai il gioco dell'estate. Ti do delle bombe. Sì, subito, la bomba più fresca. Quella più bella è quella di Lucarelli, Milazzo, ex Milazzo che va al Biancavilla.
La trattativa, Davide Baiocco. Che lascia Palazzolo. Diciamo che non è che lascia Palazzolo, si sono quasi subito delineati i distacchi. Davide Baiocco vorrebbe giocare ancora un anno, ma allo stesso tempo in prospettiva giustamente vuole rivedere, ricreare quel percorso che aveva a Catania con la scuola calcio. Due società in questo momento stanno lavorando a una trattativa che non è facile, uno perché Davide Baiocco, due perché giustamente per assurdo devono anche dare continuità strutturale. Quindi sono Milazzo, va bene, e Rosolini. Ok? Interessante. In questo contesto. Ambedue, Milazzo per un discorso anche di calciatore, Rosolini perché gli errante, magari quest'anno potranno dire serenamente che è il loro ultimo anno e vorrebbero magari, perché no, lasciare una grande storia a un uomo di storia calcistica come Davide Baiocco. Non sono facili trattative. È il personaggio giusto, secondo me. Secondo me sia per Milazzo che per Rosolini, assolutamente. Poi Lomasto, difensore della Leonzio, molto vicino al Palazzolo Calcio. Canicattì, cosa mi dici? È quasi pronta la squadra, ancora qualche dettaglio. Sebi Catania si è trasferito totalmente a Canicattì, non viene a Lentini se non una volta a settimana, ma Canicattì, la squadra di Angelo Galfano, l'Alcamo, se il Marsala in questo momento finalmente nel mix dei vini, quelli un po' tossici del calcio, riesce a trovare la giusta preparazione, il Marsala è in grado di fare una grande squadra, anche se comunque nelle mani di un politico allenatore, lì mi lascia un pochino perplesso. Mi è venuto in mente Marsala, ma mi è venuto in mente soprattutto Mazzara, con Bruccoleri che sbarca a Mazzara, forse anche per vincerlo questo campionato. Il Brook non ama, diciamo il Brook vuole cancellare l'ultimo anno e mezzo dal distacco così veloce, non considerato con Ituccio, quindi il Gela, al dramma del Terranova Gela, va bene? Il Brook mi ha sempre detto: quando mi chiami, mi devi chiamare negli orari in cui non sono a caccia, va bene? E il Brook mi aveva detto già se vado ad allenare inizio col Mazzara, addirittura si pensava di questo passaggio di titolo, no? Quindi il Brook, secondo me, a casa è regnante e dominante a casa sua. Occhio, perché il Brook ha un seguito di calciatori che impressionante, battono i tacchi, come dire: sì signore, comandi, sono a sua disposizione. Vediamo anche il presidente che tipo di fondi ha, perché la disponibilità poi diventa fondamentale. Allora, noi dobbiamo sempre pensare che il calcio di luglio è quello sotto gli ombrelloni. Poi gli allenamenti di agosto sono quelli di dire: ok, abbiamo iniziato. A settembre, fino alle 2 partite di Coppa Italia, può succedere di tutto. Diciamo che dobbiamo aspettare la stesura dei calendari e le prime 4 partite, come sempre accade. Poi ci fermiamo a novembre, perché a dicembre c'è il calciomercato, e lì vedremo un po'. Cambia tutto poi. Cambia tutto, ok? Quindi intanto il Brook fino a dicembre con il Mazzara, secondo me, è così come il Canicattì, così come le altre squadre, in grado di poter fare la differenza. Ripeto, nel girone A, se dovesse andare via da questo lato la squadra del Sant'Agata, il girone A realmente diventa il girone da seguire per quanto riguarda la stagione del calcio siciliano che sta per iniziare. Assolutamente. Allora chiudiamo questa puntata con la presenza di Giampaolo Montineri, con la scelta musicale. Insomma, la scorsa settimana ci hai deliziato con la scelta degli AC/DC e quella secondo me bellissima dei Golden Project, un po' più pop questa settimana? Sì, è molto italiana, dai, gli 883, no? Ok, perfetti. Ecco, tu mi avevi chiesto Vamos alla playa, no, questo non te lo lascio fare, ma gli 883 sono legati a queste colonne sonore del calcio, del tempo. Loro sono molto legati alla squadra dell'Inter, quindi ho scelto questo brano che è la dura legge del gol, che ad oggi, ad hoc questa canzone, non solo, ma ad oggi, domani, nel futuro, nei prossimi millenni, se non fai gol non puoi far nulla. Se non vinci, anche se fai gol, ti attacchi al tram, però se riesci a fare un gol in più degli avversari, riesci a dire ho vinto, a prescindere tutto. Siete con Penalty d'estate ogni venerdì ed ogni sabato. Questa terza e quarta puntata conclude un po' la serie delle 4 puntate dedicate non soltanto al calcio dilettantistico siciliano. Oggi con noi un allenatore che momentaneamente è senza panchina, però è anche vero che insomma ancora il mercato non si è concluso. Ciao Luca, ben trovato e buona estate. Grazie Ettore, grazie dell'invito e buona estate anche a voi.
Allora Luca, parliamo di questo calciomercato, tanti nomi che girano, tante panchine che saltano, tante panchine che hanno già trovato insomma il loro allenatore per questa prossima stagione. È anche vero che è un calciomercato forse con pochi soldi e tante parole. Assolutamente sì, ogni anno va sempre peggio, squadre in crisi, società in crisi, sempre meno imprenditori, quindi io dico sempre che c'è un po' di confusione. Vedo squadre che non hanno l'allenatore e fanno il mercato, già una cosa che non va, sarà la mia mentalità di quando giocavo, ma non va. Vedo squadre, ci sono 3 direttori, general manager. E l'allenatore ancora che manca. E a parte questo, quando vedi tu 2 o 3 direttori vuol dire che c'è confusione, vuol dire che ci sono idee poco chiare. Sono abituato magari un direttore a fare le cose bene. Questo ci fa pensare che probabilmente allora non è vero che tutta questa programmazione è importante per molte società. L'improvvisazione ancora una volta regna sovrana. Assolutamente, per ora sono solo, io vedo chiacchiere, appunto tante cose, giocatori importanti che vanno, che vengono. Il problema è poi se queste squadre, se queste società durano poi fino a dicembre. Secondo me questo è il vero nocciolo, ecco, della questione. Ecco, vedo sempre poche certezze, tipo Palazzolo, tipo Leonzo, ecco, questi hanno fatto dei programmi seri negli anni e sono arrivati al punto dove sono arrivati. Parliamo invece per quanto riguarda la tua stagione, una stagione che ci fa capire che probabilmente Luca Di Gregorio anche quest'anno potrebbe anche soffrire, rischiare di non avere una panchina, secondo me anche in maniera immeritata. Ma io non vivo, ecco, nel senso di questo, che per forza deve essere come fanno alcuni colleghi che devono per forza avere una panchina, se no rischiano di sentirsi male o addirittura rischiano la vita, rischiano appunto di morire dalla cosa senza panchina. Io valuto le cose serie che ci sono, che ora ho sentito un paio di squadre, una di promozione, una di eccellenza, vedo se c'è un programma serio, carino, dove si possono valorizzare anche i giovani. Ecco, non mi soffermo tanto, ecco, su questo. Vedo appunto una cosa seria che può essere. Se no sto continuando da tanti anni a collaborare con la scuola calcio e continuerò a fare sempre, quindi non c'è questa impellenza. Parliamo invece dell'Ajax, che ancora una volta è protagonista per la tutela degli allenatori, un Ajax che da quando insomma il presidente Sorbello ha preso possesso con pieno merito, probabilmente ha cambiato faccia, ha cambiato volto, la figura dell'allenatore diventa sempre più importante, la tutela dei diritti dell'allenatore sono diventati importantissimi. E questo ci fa capire che probabilmente da qui parte forse la nuova figura dei prossimi nuovi allenatori che verranno. Assolutamente, questa è una cosa a cui tengo tanto, che appunto con il nuovo presidente Sorbello, José, che è stato il mio allenatore, teniamo tanto, io faccio parte di questo consiglio, sono onorato, però come Ajax voglio ricordare che appunto l'Ajax è un'associazione che organizza appunto i corsi, che organizza tanti eventi, però con mio rammarico devo dire che i nostri colleghi a tutte le nostre, diciamo, iniziative io ricordo ci sei stato, tu sei il nostro anche addetto stampa, sei stato con noi, è venuto Sottile, è venuto Rigoli, è venuto il professore Nocera, del preparatore ex Cesena. Diciamo che hanno aderito poco, ecco, queste sono cose belle, no, che fa l'Ajax, mentre invece chiamano solo al momento del bisogno al nostro grande segretario Salvo Arcidiacono quando l'allenatore è in difficoltà economiche. Quando ci sono appunto queste iniziative con allenatori importanti, ripeto, 2 sabati fa è venuto il preparatore del Cesena e gli allenatori catanesi eravamo 3, 4, 5, secondo me è anche un'opportunità, dico, io ho imparato tante cose quel sabato con questi tecnici. Perfetto, grazie a Luca Di Gregorio. Adesso parola a Federica Zammataro con il suo bel caffè freddo con un altro ennesimo ospite qui a Penalty d'estate.
Amici di Penalty d'estate, ben trovati a questo nuovo appuntamento alla rubrica intitolata per l'occasione Caffè Freddo, proprio per rinfrescarci in queste giornate caldissime. Si parla ancora di calcio, in particolare di calciomercato, perché il periodo lo consente e siamo qui con il direttore sportivo del Paternò Calcio, di questa nuova realtà che sta facendo veramente discutere e molto parlare di sé. Anthony Vella, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie a te, Fede. Iniziamo subito parlando di quella che è la fusione, di questa realtà calcistica che rivive nuovamente a Paternò e che sta facendo nuovamente sognare i tifosi. Allora, la fusione è tra la Paternese e il Real Città di Paternò per avere una sola squadra a Paternò, e mi sembra anche giusto perché i tifosi meritano una sola squadra a Paternò. Il presidente Mazzamuto ha voluto fare quest'unione insieme a Tony Pesce e Alfredo Scinà, e con l'appoggio del sindaco devo dire che possiamo fare grandi cose. Un Paternò che si appresta a tentare un ripescaggio che è quasi certo? No, quasi certo non lo è. Abbiamo un gran punteggio, siamo una delle favorite per il ripescaggio, però fino a quando non c'è l'ufficialità non lo possiamo dire. Anthony Vella, parliamo anche di quelli che sono stati gli acquisti. Infatti il Paternò fa parlare ogni giorno di sé, perché effettivamente il mercato è molto attivo, un mercato dinamico, ci sono anche dei grandi nomi. Sì, stiamo facendo delle tappe nel mercato. Abbiamo iniziato con la linea difensiva inizialmente e adesso stiamo cercando di allestire. Abbiamo allestito già il centrocampo, manca qualche pezzo e adesso manca un altro attaccante, qualche altra pedina e abbiamo finito. Ad oggi ci illustra quella che potrebbe essere la formazione, la rosa di questo Paternò, ad oggi in base agli acquisti che sono stati già fatti. Ah sì, abbiamo preso Chiavaro, abbiamo preso Trovato, abbiamo preso Urso, abbiamo confermato Balsamo, Nicotra, abbiamo preso Marletta, abbiamo preso Viglianese, abbiamo preso Randis, abbiamo preso Cinigliaro e qualche altra cosa la faremo e poi ci concentriamo sugli under. Insomma, un Paternò che sta volando, tant'è vero che noi questa puntata dedicata ai colori rosso-azzurri e a quella che è la compagine paternese la concludiamo con un pensiero che in questi giorni è ricorrente, di un Paternò che vola, no? Speriamo che vola in campo, per ora stiamo facendo bene sul mercato, così dicono. Però speriamo, il campo è un'altra cosa, poi si sa, io ho visto squadre costruire con tantissimi soldi e poi arrivare quinti nei playoff, quindi non vuol dire nulla. Speriamo che il campo dimostri quello che stiamo facendo fuori dal campo. In questa ultima puntata di Penalty d'estate un direttore sportivo con la D maiuscola, oserei dire, vincente a Troina e chissà, forse, probabilmente vincente anche a Licata, piazza importantissimo. Abbiamo con noi Claudio Cammarata. Ciao Claudio. Buongiorno a tutti, un ringraziamento a Ettore, alla struttura che ci ospita e ovviamente alla trasmissione fortunatissima anche in estate. Allora, siamo in estate, grande calciomercato, il tuo sbarco a Licata ci fa pensare che la società guarda in grande. Mi sto proprio ripromettendo di usare degli accorgimenti non in maniera scaramantica ma veramente consapevole che mi sono permesso di utilizzare l'anno scorso, nel senso, questo è il momento in cui sbandierano ai 420 tutti le proprie intenzioni, si vincono 7 scudetti, ci sono 4 promozioni per categoria, l'obiettivo ci siamo posti anche a Licata quest'anno è lo stesso che mi ero posto, abbiamo traslato, quello di essere competitivi al massimo livello. È competitivo al massimo livello la Roma, il Napoli, che poi magari arrivano secondi, o chi perde una finale di Champions League e ha perso poco, nel senso, noi competitività massima e assoluta. Poi se
il campo ci darà ragione, questo ovviamente dipenderà anche da mille fattori che mi insegni, e nel calcio ci stanno tutti. Noi in questo momento promettiamo alla gente di Licata la massima competitività possibile. Tra l'altro parli appunto della gente di Licata che ha il palato fine, anche se ormai non si deve purtroppo più vivere di ricordi, una Serie B tantissimi secoli fa, tra virgolette, e quindi la voglia di rimettersi in gioco per pensare in grande. Concordo pienamente con quello che hai detto, anche se a volte è un'arma a doppio taglio, quella del rimanere ancorati ai ricordi. Ci sono, senza inimicarmi nessuno, ci sono decine di grandi piazze siciliane che per aver fatto qualche anno di Serie B vengono cioè questa problematica gli si ritorce contro come un boomerang, ma anche società dilettantistiche di rango inferiore che magari per aver assaggiato una volta nella loro storia l'eccellenza ritengono che sia quella la propria categoria. Tu devi stare coi piedi per terra e devi rapportarti ai tempi di oggi. Tranne qualche sportivo di vecchio stampo, sono pochi i licatesi che hanno vissuto proprio fisicamente, personalmente quegli anni, quindi stiamo attenti. Riteniamo che una D di un certo livello, un'eccellenza da protagonisti, in questo momento, considerando anche che si è persa una categoria rispetto alla B dei tempi zemaniani a Licata, siano degli obiettivi molto consoni e aderenti alla realtà. Noi a Licata stiamo andando per far bene e saremo dei pazzi a dire riportiamo il Licata in Serie B. Anche perché poi bisogna vincerli i campionati per andare in Serie D. E non sei mai da solo, 30 partite sono 30 battaglie e non c'è mai niente da scontato, nessuno ti regala nulla, a maggior ragione quando tu sei comunque una delle big del campionato. Assolutamente. Claudio, parliamo un po' di calciomercato, qualche colpo che già il Licata ha portato insomma a compimento su tutti, anche quello che probabilmente è il migliore portiere di eccellenza della scorsa stagione. Non voglio fare paragoni e classifiche di merito perché per esempio alla fine poi oltre al legame professionale nasce anche un legame affettivo con tutti i calciatori con cui ho condiviso la stagione scorsa, dal titolarissimo riconfermato a chi è stato impiegato meno per ragioni tecniche, tattiche o le più svariate giustificabili naturalmente, quindi comunque lì poi subentra un affetto che se ti chiami Maxi Lopez o se ti chiami Riolo rimane assolutamente inalterato. Abbiamo preso probabilmente i calciatori più adatti alle nostre esigenze, alla piazza, all'ambiente, al campionato e quindi da Iacono a Riccobono, a Carioto, non voglio continuare l'elenco perché farei magari torto a coloro che magari dei quali mi dimenticassi, ma soprattutto ad alcuni altri colpi che abbiamo in canna, ad altri che magari sono quasi pronti ma devono essere ancora svelati. Io nel calcio ho imparato sulla mia pelle che fino a che non ci sono le firme di ambo le parti, quel documento vale zero. Assolutamente. E poi non bisogna sottovalutare anche insomma l'arrivo di Galfano, che probabilmente è il giusto tocco per un progetto ambizioso. Senza ombra di dubbio, con Angelo ci siamo sempre incrociati negli anni, le due rette parallele finalmente hanno cominciato a convergere e quest'anno si sono toccate. Sto notando un professionista esemplare, un professionista molto attento, un professionista che la domenica pomeriggio di luglio mi parla dei 2000, dei 99, del raduno degli under, quindi che sta preparando con grande scrupolo e attenzione una stagione che ci auguriamo sia foriera dei risultati che desideriamo. Grazie come al solito anche al nostro ospite Claudio Cammarata e adesso parola a Paola Parisi. Affittiamoci un canotto e prendiamo il largo verso il mare blu. Oh cara, remo un po' io, remi un po' tu. Beh, per l'angolo delle interviste frizzanti sono qui con il calciatore Daniele Pandolfo, che gioca in che ruolo? Portiere. Portiere, in quale stabilimento? No. Ovviamente scherziamo, Sì. dai, scherziamo. Senti, la prima domanda che ti faccio è cosa volevi fare da piccolo? Da piccolo, giustamente quando un figlio ha un genitore che è cresciuto nel mondo del calcio, anche se dilettantistico,
passa da testimone proprio al figlio, e poi giustamente crescendo mi sono innamorato giustamente del calcio, come tutti i bambini che hanno un pallone. Però mi sono innamorato specialmente del ruolo del portiere, perché è un ruolo da solista, sei un uomo solo, possiamo dire, anche se giochi con altri 10 compagni in campo, però sei da solo, sbagli da solo, magari a volte vinci la partita da solo, non se ne accorge nessuno, però tu sai dentro che la vinci da solo, e quindi il ruolo del portiere mi sono innamorato specialmente, no, nel mondo del calcio, il ruolo del portiere. Mi stai facendo lacrimare, emozionare come lo hai detto, vabbè. Senti, un'altra domanda un po' frizzante. Ti piacerebbe andare in vacanza con la dolcissima Lorella Cuccarini, il bravissimo Alex Del Piero o la sexy Jennifer Lopez? Allora, giustamente quelle sono due donne, quindi essendo che sono fidanzato, per non rischiare di arrivare con qualche occhio nero, io dico Del Piero. Non ci crede nessuno, ma ti chiedo il perché, cosa faresti, dove andresti con Del Piero? Giustamente con Del Piero posso parlare solo di calcio, magari potrei parlare con lui di calcio e chiedergli il suo gol più bello e parlare della sua vita calcistica. Ma dove andresti con Del Piero? In barca oppure a Ibiza? Ricorda sempre che sei fidanzato, quindi devi andare in luoghi non di perdizione. Ma onestamente vorrei andare anche allo Juventus Stadium, un posto da... Che noia, cioè spaziamo, dove andiamo con Del Piero? C'ha pure i soldi, ti porterà in vacanza, no? Ma magari ai Caraibi mi farei portare. E poi da lì si fa qualche chiacchiera. Senti, ma parlando sempre di calcio, visto che è una cosa che ti piace tantissimo, giustamente, chi è il calciatore che hai nel cuore? Chi vorresti essere? In base al mio ruolo sarebbe scontato dire un portiere, anche perché io crescendo nel settore giovanile del Catania, per me Mariano Andújar per me è stato un simbolo, anche perché sono cresciuto, anche ero in prima squadra, quindi avendolo visto di presenza, essendomi allenato con lui, è stata una cosa bella. Però dico Cristiano Ronaldo perché è l'esempio a livello calcistico mondiale, come si allena, come si prepara il suo corpo, come professionale nella sua vita calcistica e nel resto. E poi anche gnocco, il che non guasta perché dice non si sa mai. Vabbè, una domanda relativa al cibo. Qual è il cibo a cui non puoi rinunciare d'estate? Allora, d'estate non posso rinunciare sicuramente alla granita con la brioche. Che gusto? Prediligo la mandorla, onestamente. Proprio siculo, senza rischiare niente. Piace perché mangiarla con gli amici oppure con la stessa ragazza. Però siccome mio padre ha un'attività di famiglia e quindi ha un chiosco, essendo che ha un chiosco mi ci allippo, diciamo. Vogliamo fare pubblicità occulta? Non lo so. Possiamo fare il chiosco dello zio Tano, così facciamo pubblicità e Mezzio sa divertire. Vieni anche tu dallo zio Tano. Quindi granita. Granita, sì. Bene, progetti per l'estate, vacanze, viaggi, milioni di euro da spendere? Milioni di euro da spendere magari, purtroppo siamo a corto di milioni di euro, quindi per quest'anno rimandiamo all'anno prossimo. Non parti? Quest'anno non ci arrivo più a partire, onestamente. Quindi come saranno le tue vacanze? Mare? Vacanze sì, mare e allenamento purtroppo. Come purtroppo? È l'amore tuo quello. Senti, cosa consigli ai nostri telespettatori di andare dove? In un posto della Sicilia bello, quale? Allora, posso indicare dove ho giocato. Mi piace tanto Capodorlando, zona estiva è una bella località. Incitare la gente anche ad andare lì, perché a livello di mare sono messi bene. Grazie Daniele, è stato un piacere parlare con te e adesso la linea va Ettore. Sì, la scorsa settimana abbiamo avuto la caratteristica degli occhiali. Oggi
abbiamo la caratteristica di un papillon particolare, il papillon tutto montiano. Esatto, ed è bomba Monti. Allora, devo ringraziare il magazziniere del Palazzolo Calcio. L'ha fatto lui? Li ha fatti lui, me ne ha fatti 4, va bene, per 4 versioni diverse in base a dove sono e cosa faccio. E lui mi ha detto automaticamente, Monti, questo è il mio omaggio per il soggetto, per il personaggio. E quindi questa cosa del papillon della bomba Monti è quella che verrà fuori in questo anno social soccer del mercato 2017-2018. Dove tu sei un protagonista, perché diciamolo pure, insomma, le tue comunicazioni del calciomercato sia su Facebook, su tutti i social vanno fortissimi. Noi chiaramente non potevamo non essere presenti anche sulle tue informative per esempio che questa settimana cosa hanno visto in scena? Allora, devo dire la verità, il cancro è stata la perdita di Messina, ok? E di Atletico Catania, perché sono unite. Devo aspettare per forza cosa viene fuori giorno 23 dalla Lega Pro per l'Acragas, perché non è così come sembra. Sicura. Esatto, io non voglio usare il termine sicuro, non è così come sembra. Attenzione, perché noi non parliamo dei professionisti. No, però è legato al calciomercato anche poi che scende di Serie D, di eccellenza, perché c'è un indotto anche di settore giovanile. I 98 e 99 poi sono costretti a trovare, va bene, spazio in altre categorie, e noi abbiamo un indotto importante quest'anno per quanto riguarda gli under e la presenza fattiva di un percorso giovanile che oggi presenta 88, 89, 98, 99, 2000 e 2001 che hanno mercato, ovvero sono tutto quel settore che ha lavorato nel quinquennio passato. Grazie a questa presenza fattiva di Lega Pro e Serie D, questo indotto ha mercato. Quindi noi, per forza di cose, pur essendo nella trasmissione dilettanti, dobbiamo per forza mettere in evidenza questa cosa. L'altro aspetto, hanno salvato il Gela. Ecco, e questa è una cosa secondo me molto positiva. Esatto. Lo sconquasso è tra il Gela e l'indotto Scordia San Pio. Perché? Perché lì c'era questa accoppiata di fatto Pippetto Romano Strianese che non esiste più. Non fumano a Scordia da 20 giorni perché stanno raccogliendo i fondi per iscrivere allo Scordia, ma non so a questo punto che cosa succede. La San Pio ha ridotto moltissimo il budget, ma ancora non ha un allenatore, un campo, perché con le normative sugli aggiornamenti dei campi in sintetico, che devono presentare nuova documentazione, nuovi aggiornamenti, al momento dell'iscrizione, devo dire la verità, abbiamo paura. Tu pensi che Rosolini ha finito domenica la nuova zorbatura, va bene? Quindi hanno pettinato il campo e adesso stanno lavorando per migliorare quelle cose che servono dal regolamento, va bene? La commissione passerà la prossima settimana in tutti i campi, quindi credo che non c'è certezza che alcuni campi in sintetico siano nella normativa. No, assolutamente. Quindi, per quanto mi riguarda, il mercato in questo momento, ancora una volta in settimana, a prescindere da qualche nome che è venuto fuori, per me è ancora il mercato strutturale, quindi le strutture e le società. Il calciomercato ha delle valenze che si muovono con dinamismo, ci sono delle conferme, ti dico la verità, la settimana scorsa sono arrivate delle cose ma non si sono attivate. Questa settimana sarà la settimana dei portieri, perché ci sono 4 portieri, va bene, tra cui Pandolfo, lo stesso Ferla, che la Ciriale sembra abbia, uso il termine, confermato, potrebbe esserci una rotazione improvvisa tra 4 nomi, Virgilio Vitale, Pandolfo, Ferla e Agliano del Palazzolo. Questo è, secondo me, il famoso valzer dei portieri. Esatto, questo secondo me è realmente la settimana dove questo mercato può incidere tantissimo, perché ci sono delle situazioni anche personali dei ragazzi che vengono fuori e hanno chiesto, diciamo, una tipologia di mercato completamente diverso, legato un po' alle esigenze personali, non alla garanzia societaria, alle esigenze personali. L'altra bomba è che il Sant'Agata ha chiesto o chiederà, mettiamola così, chiederà lo spostamento nel girone A. Ah, e questa è una sorpresa. Ok, ma ci sono tante situazioni. Immagini il Messina che non si iscrive in Serie D,
perché non c'è chi mette 200.000 euro. Immagini il Messina in eccellenza. Cambiano tutti gli equilibri. Immagini di quanti derby messinesi soprattutto. Allora il Sant'Agata lavora sull'anticipo, chiede lo spostamento come fece il Troina, secondo me proprio per un discorso di quantità di derby, non per la difficoltà. L'altro aspetto è che quest'anno realmente il girone A di eccellenza è un girone alto di qualità. Il nostro, quello del girone B, devo dire la verità, è una promozione, quasi il quinto girone di promozione. Mi sa di sì, hai proprio ragione. Senti, per chiudere volevo ritornare un po' al discorso del Gela. Il fatto di aver scelto Pippetto Romano probabilmente è la dimostrazione che il Gela fa le cose in grandi per questa stagione. Non vogliono mollare, c'è un'attenzione diversa. I Tuccio non ci sono più, però i Mendola hanno deciso di investire a Gela. Sono aiutati dall'imprenditoria e dalla politica, questo è inutile nasconderlo, però si sono incuniati in una scelta serena, certa. Il fatto che Infantino comunque abbia rinunciato, lì è un po', mi ha lasciato il dubbio. Inaspettata questa cosa, Forse Infantino ha dato credito molto, e giustamente chi non lo ha fatto negli anni, a Tuccio, e quindi un attimo ha fatto un passo indietro. La presenza di Pippetto Romano è la conferma che Pippetto Romano è ancora un allenatore che ha mercato e che è attenzionato. Viene da una bella stagione anche a Scordia. Che Pippetto Romano adesso ha un'ennesima occasione quasi per chiudere in bellezza la sua carriera, perché l'anno prossimo per l'Impsi Calcistica per lui è l'ultimo anno, poi può andare in pensione. Vabbè, però, Enrico, poi può andare in pensione. Una Serie D che ha delle aspettative importanti. Il Gea Virtus, sempre di Serie D, mercato ancora open. 3 giocatori andranno via, tra cui Scarso, va bene, e altri 2. Però c'è un movimento importante. Non è stato confermato appunto Virgilio Vitale. Penalty d'estate su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Il calcio dilettantistico raccontato attraverso il gossip e non soltanto, ma anche con tanti addetti ai lavori. Parola a Federica adesso con la sua rubrica Caffè Freddo. Bentrovati amici di Penalty d'estate a questa nuova puntata, a questo appuntamento con noi di Caffè Freddo. Per l'occasione abbiamo ospite un direttore sportivo, un altro dirigente che si affaccia a questa realtà solo da poco tempo, e si tratta di Angelo Costa, direttore sportivo della città di Mascalucia. Sì, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Angelo Costa, da difensore a direttore sportivo, ecco, il salto, diciamo il balzo, ecco, quello che è un ruolo molto difficile, da giocatore a dirigente, che cosa si prova e quali sono effettivamente le differenze che lei sta andando a tastare? Diciamo che è molto diverso dal fare il giocatore finita la partita va a casa tranquillamente, va a smaltire la fatica. Il direttore è una cosa continua, cioè prima, dopo, perché ovviamente tutti i problemi si ripercuotono sulla figura del direttore, che deve riuscire poi a far inquadrare la situazione. Ecco, si portano a casa i problemi, i pensieri in particolare. Sì, mia moglie ne è testimone, perché sono sempre al telefono, perché il punto di riferimento è il direttore, il giocatore cerca il direttore, il presidente cerca il direttore, quindi diciamo che è un continuo, è un ruolo particolare, non è facile. Ma non è facile, ma prima di arrivare alla città di Mascalucia, il volto nuovo dell'anno, diciamo, c'è stata un'esperienza. Facciamo prima un passo indietro e poi parliamo del futuro, con il Real Aci. Cosa mi dice, quali sono le sensazioni che ha raccolto al termine di un anno difficile? Per me è stata una delusione, perché dopo aver preparato la squadra, aver fatto un campionato al di sopra delle aspettative, perché ci avevano chiesto una salvezza tranquilla, eravamo in piena corsa ai playoff, la società, senza capirne il motivo, almeno ad oggi nessuno ha saputo dare delle spiegazioni attendibili, ha detto che
che mandavano a casa sia me, la mia figura, che i giocatori che avevo portato io. Noi abbiamo Rispettato questa decisione. rispettato gli ordini di scuderia e poi i risultati sono stati, ci hanno dato ragione, perché i playoff sfumati, in 7 partite la squadra ha raccolto 2-3 punti. Ci è dispiaciuto, a me soprattutto, perché per me era una mia creatura che avevo formato io e io speravo che questo lavoro potesse durare qualche anno, ma niente, non si è potuto completare nemmeno una stagione. Purtroppo le delusioni in questo campo ci sono sempre, però amarezza messa da parte, adesso insomma si ricomincia e pare che Città di Mascalucia, nonostante le difficoltà, la salvezza stentata raggiunta l'anno scorso, abbia adesso delle carte in regola per insomma portare in alto il blasone. Sì, prima di accettare ho voluto parlare con la dirigenza, ho voluto, tra virgolette, delle garanzie, perché nel nostro settore le garanzie sono minime, magari ti promettono e poi nessuno riesce a soddisfarti. Però ci siamo seduti, ho formato la squadra anche per quest'anno e la mia speranza è sempre quella, riuscire a completare quantomeno la stagione per poter dimostrare che il mio lavoro è stato fatto bene. Ma ripeto, su quello non dipende dagli altri, non dipende proprio da me. Uno e mezzi insomma ce li mette sempre per fare bene e naturalmente parlavamo poc'anzi a microfoni spenti anche di quelle che sono le difficoltà che il calcio dilettantistico deve affrontare per addirittura terminare un campionato, neanche aspirare alla promozione, piuttosto rimanerci in quella categoria. Sì, perché di certo non c'è nulla, noi siamo dilettanti, non c'è nessun contratto che ti possa tutelare, quindi sta tutto sulla parola. Io ho fatto, come ti dicevo fuori onda, ho fatto il calciatore in epoche dove la parola valeva tutto, dove con una stretta di mano si ci faceva un accordo e veniva rispettato fino alla fine. Adesso purtroppo, sia per la crisi economica o per altri motivi, tutte queste cose non si rispettano più, quindi si spera in questa dirigenza, che hanno molto entusiasmo, non vogliono più sbagliare, almeno a detto di loro, quindi si spera di concludere la stagione e poi alla fine tiriamo le somme, chi ha fatto bene, chi ha fatto male, alla fine si vedrà. Ad oggi qual è lo status della squadra? Magari ricordiamo qualche nome anche per avere già una prima idea dell'organico. No, io ripeto, mi faccio questo obiettivo di completare la squadra prima, almeno un mesetto prima di inizio preparazione, che cominceremo il 2 agosto, e ad oggi la squadra è completa. Ho preso tanti elementi che ho avuto con me negli anni, fra Giarre, San Gregorio e anche Realaci, sia come compagno di squadra che come dirigente, i vari Tenerelli, Galeano, Affio Spartà, Mauggeri. Quest'anno ci sarà qualche giocatore che non ho avuto negli anni, Santorofino, Manuel Mazzarino, elementi che hanno vinto tanti campionati. Diciamo, ho fatto un mix fra ex compagni, ex giocatori miei da dirigente e qualche giocatore che ho avuto solo come avversario, ma che reputo anche amico. Un giudizio, ecco, su quello che è stato il campionato passato, e secondo lei chi è stato il giocatore che insomma ha mostrato, ecco, di più in campo, visto che lei recentemente ha lasciato la maglia? Ma io avevo un giocatore, non lo togliendo agli altri, che arriva in febbraio, veramente magari ci resti male sapere che certi tipi di giocatori giocano in queste categorie, potrebbe giocare ovunque. Non me lo sto potendo portare per una questione di budget, perché là gli danno il lavoro, Realaci gli danno qualcosina anche a livello economico, richieste che io non posso soddisfare. Ripeto, lui è uno dei giocatori che non merita di giocare in queste categorie, ma bensì in categorie superiori. Una squadra che lei reputa
forte, almeno ad oggi, per quelle che si stanno andando a comporre, perché ricordiamo che è difficile realizzare, ecco, e concretizzare tutto ciò che si vuole. Ma ad oggi senza ripescaggio c'è il Paternò che diciamo che a detta di tutti, ma lo ammetto anch'io, ha una squadra fuori budget, fuori da ogni... Non so se saranno ripescati o meno, questo non lo so, ma con l'organico che hanno possono fare l'eccellenza in un modo molto tranquillo. Le altre, ma se saremo nel girone C, che sarebbe il girone nel girone D, che sarebbe il girone catanese, ragusano e siracusano, c'è il Città di Ragusa, sempre, ripeto, se si iscriveranno meno, perché c'è il Mister Bianco, qualche squadra siracusana, c'è Latrano, insomma sarà un campionato difficile, questo è sicuro. Siamo in chiusura di questa quarta ed ultima puntata di Penalty d'estate ed ospitiamo qui nella location straordinaria del Mama Sì di Aci Castello il responsabile degli eventi del comune di Belpasso, ovvero il nostro Massimo Condorelli, che ritroviamo con tanto piacere dopo anche la fortuna di una bella manifestazione qual è stata insomma i Penalty Awards. Sì, diciamo innanzitutto buongiorno a tutti, sì, è stata sicuramente una bellissima manifestazione con un grande successo di pubblico e ha aperto di fatto l'estate belpassese. Estate che a questo punto cosa prevede nelle prossime settimane? Ma come tu ben sai, nei comuni non ci sono più grandi risorse, grandi forze economiche, quindi tutto deve essere improntato con grande fatica, però devo dirti che noi stiamo lavorando su un grande progetto che è quello quest'anno della moda. L'anno scorso abbiamo fatto una bellissima manifestazione che era Belpasso e i suoi musicanti, dove praticamente abbiamo fatto una reunion di tutti i grandi cantanti, musicisti della Belpasso dagli anni 40 ad oggi. Quest'anno invece vogliamo riproporre questa reunion con i commercianti nell'ambito della moda, quindi ci sarà un grande presentatore sicuramente nazionale che condurrà tutto il contesto e poi tutti questi commercianti che metteranno presente le loro griffe in passerella. Insomma, come al solito le idee non mancano a Belpasso, tra l'altro un Belpasso sempre più vicino alla solidarietà. Vogliamo ricordare l'evento che sarà prossimo proprio a Belpasso? Sì, inaugureremo un campetto della Fondazione Giovanni Romeo Sava, giorno 28, venerdì 28 alle ore 20. Invito tutti proprio a venire a questa inaugurazione perché era un campo che era dismesso e serviva un po' di manutenzione. Io personalmente mi sono impegnato affinché questo campo ritornasse insomma a splendere un attimino, dotandolo anche di un manto in erba sintetica. Questi ragazzi lo riceveranno proprio il giorno 28, consegnerò personalmente questo campo a questi ragazzi e quindi ci sarà anche il sacerdote Giuseppe della parrocchia di Belpasso, e quindi vi aspetto tutti insomma, perché è una grande inaugurazione, è un momento tanto atteso da tanto tempo. Momento anche atteso per una struttura invece privata, quella che sorgerà prossimamente vicino Mister Bianco, che saranno i famosi campi Condorelli, la struttura del centro sportivo Condorelli. Anche lì insomma l'imprenditoria locale a servizio probabilmente anche dello sport. Sì, diciamo noi veniamo da una grande tra virgolette tragedia, perché io 2 anni fa ho subito un uragano che ha distrutto il 70% dell'impianto, distruggendo pali, illuminazione e quant'altro. Solo la forza di volontà mi ha portato, ai miei clienti che mi continuavano a chiamare, mi ha portato a ristrutturare l'impianto totalmente a nuovo. Quindi noi a settembre ripartiremo con l'impianto completamente nuovo, approvato dal CONI, quindi sarà un centro approvato dal CONI, 4 campi completamente nuovi, quindi non mi resta che invitarvi anche lì a venirmi a trovare. E chiaramente insomma le telecamere di Penalty non potranno mancare a questo evento. Ringraziamo e salutiamo e auguriamo soprattutto buona estate, ma in questo caso anche buon lavoro alla responsabile degli eventi del comune di Belpasso. Vogliamo lanciare uno slogan perché così un po' tutti possono venire a Belpasso anche in quest'estate 2017? Belpasso, l'estate che vi farà divertire. Vi aspetto.
Complimenti a Massimo Condorelli. Noi concludiamo qui la serie di queste 4 puntate di Penalty d'estate, che ritornerà nella sua normale veste a partire dalla fine di settembre. Giorni felici, ma in questo caso, abbinandoci all'estate, buona estate di giorni felici.